Una giornata importante quella di oggi per il gruppo Aspiag in Carnia, si inaugura il nuovo supermercato di Villa Santina, siamo in compagnia di Marino Fineschi che è amministratore delegato con responsabilità alle vendite. Per noi è un punto fondamentale perché con questo è il 75esimo punto vendita che apriamo nel Friuli Venezia Giulia e questo nasce nella valle della Carnia e quindi è sulla strada molto importante, quindi ben visionato anche da tutti i turisti che passeranno qua, specialmente dai nostri, colleghi e amici austriaci, e quindi sarà un punto di riferimento proprio per questa bella valle. Raccontiamo un po' questo supermercato, quale sarà la presenza del personale e i prodotti in vendita. Allora, noi qui avremo un assortimento circa un 20.000 referenze, molto sul fresco, tantissimo sul prodotto locale, perché vogliamo assolutamente aumentare la produttività del luogo e quindi dando lavoro alle persone che vivono in questa valle, quindi latterie, non latterie e anche altri prodotti. Inoltre abbiamo assunto oltre 20 persone che saranno occupati in questo negozio all'inizio e ci auguriamo di poterle incrementare se le vendite rispetteranno i nostri fatturati. Rimarrà anche l'altro punto vendita a Villa Santina? Rimarrà anche l'altro punto vendita che abbiamo ristrutturato circa un anno fa con bella soddisfazione. I clienti sono rimasti molto soddisfatti, ma è un negozio di, chiamiamolo di quartiere, in cui anche a piedi è raggiungibilissimo dal paese di Villa Santina e perciò lasceremo anche quello. Per quanto riguarda invece la situazione degli altri supermercati in Alto Friuli, si sono aperte anche le aste di Copca e ci sarà una maggiore presenza da parte vostra a Tolmezzo, per esempio? Ma noi non ci lasciamo sfuggire nessun'altra occasione e perciò siamo pronti a subentrare ad altre occasioni di mercato che ci saranno qui in luogo. Tolmezzo ci interessa in modo particolare, ma non solo Tolmezzo, ma anche i paesi più vicino, dove Copca è presente.